Ciao a tutti, noi siamo le Fadis Neris e state ascoltando Misteris dal Friul, la serie podcast che indaga sui delitti e i misteri del Friuli Venezia Giulia. Petricor, l'odore del nord-est, la storia del mostro di Udine. Episodio bonus. Con noi oggi ospite c'è Eddie Sanson, il carabiniere che ha dato una vera svolta a queste indagini. Volevamo sapere che opinione si fosse fatto lei su questa vicenda e se non crede che forse si sarebbe potuto fare qualcosa di più. Non è proprio così, cioè c'è qualcosa di vero in questa visione, però tutto deve essere rapportato ai tempi. Se voi fate un po' così una ricerca, il serial killer, al di là di una questione di un serial killer economico, vedi le 3 prostitute uccise, che hanno un aspetto puramente economico al movente, negli anni 70-80 abbiamo un proliferare di serial killer e hanno invece il movente è sicuramente un movente sessuale. E allora bisogna poi rapportare il tutto a quegli anni dove l'investigazione che oggi si chiama tradizionale, quindi del porta a porta, dell'intervista, del documento, era assolutamente limitata se rapportata a quello che è oggi la tecnologia, il riscontro scientifico, la tecnologia come strumento cellulare oppure come visivo dato dalle telecamere. Quindi sono una traccia dell'individuo che all'epoca non c'era. Secondo lei sarebbe più opportuno parlare di un colpevole o forse parlare di una pluralità di agenti in questa faccenda? Che opinione si è fatto a riguardo? No, allora io sono intervenuto direttamente, quindi non ne ho fatto uno studio, o meglio, quando sono intervenuto all'ultimo delitto del cosiddetto mostro di Udine, ho riconosciuto quelle che erano ho ritenuto meglio di riconoscere quelle che erano i segni caratteristici, la matrice, la firma dell'assassino, perché avevo avuto modo, anche per sola curiosità, di andare a spulciare quelli che erano i fascicoli degli omicidi, che era la parte, o forse lo è anche oggi, la parte più interessante di un archivio di polizia. E quindi avendo riconosciuto quella matrice, poi c'è stato l'approfondimento per gli altri casi. Oggi, con l'esperienza che mi sono fatta, un'esperienza trentennale, non solo di investigazione sul campo, cioè quella tradizionale a cui mi riferivo prima, ma anche quella scientifica. Io ho lavorato molti anni, gli ultimi 10 anni della mia carriera sono stati, e anche oggi sono un consulente e un esperto della scena del crimine, quindi tutte quelle caratteristiche purtroppo che ho potuto riscontrare solamente documentalmente, quindi anche lì è limitata il documento dell'epoca rispetto a quello che della capacità odierna, però ci sono dei segnali che non sono solamente quelli sul corpo, ma sono quelli di un contesto del delitto, che può essere anche solo il punto di quiete, il punto di abbandono del corpo. Quindi è chiaro che un reato seriale, e attenzione, il reato seriale per eccellenza è il furto, dove il ladro compie esattamente la stessa manovra, perché è una manovra che funziona, ormai lui si è adattato e ha assunto un ruolo. E allora i delitti vengono compiuti con la stessa matrice. Non necessariamente
solo quello che noi compiamo sul corpo, anche perché un corpo vivente ha una reazione uno diverso dall'altra, quindi ci può essere chi riesce inizialmente a scappare, chi è assolutamente inerme, chi oppone una resistenza, chi per la sua stazza fisica può necessitare di un intervento diverso da quello che era stato la volta precedente. Però se noi contestualizziamo e allora cerchiamo il punto di cattura, che era un comune denominatore per i serial killer sessuali di quell'epoca, le prostitute sono tutte catturate lungo la strada, perché non esistevano gli appartamenti, non esistevano i luoghi di prostituzione privata. E allora poi abbiamo il punto di sopraffazione, non sappiamo dove è stato, alcuni sono all'interno di autovetture private delle donne che sono state poi catturate, mentre altri necessariamente per essere stato l'abitacolo della macchina dell'assassino, dell'autovettura dell'assassino. Però il punto di abbandono, qui non è difficile individuare un'analogia tra i vari punti di abbandono. Quindi a mio avviso quelli che sono stati considerati, forse non tutti e 13, ma 11 su 13, io ritengo che possano essere attribuibili alla stessa mano ed un'unica mano, non la partecipazione di qualcuno in collaborazione al killer. Faccio l'esempio del mostro di Firenze, dove più persone avevano uno stesso disegno. Se questa fosse una storia semplice, per la regola del rasoio di Occam sarebbe scontato, no? Pensare che il colpevole in questo caso sia quel famoso chirurgo di cui abbiamo parlato, quel personaggio nevrotico, inviso alle donne e che le odiava fortemente. Lei cosa crede? Crede veramente che il chirurgo abbia avuto a che fare con questa vicenda o che si sia trattato di una strana coincidenza? Allora, dovete pensare a questo. Io ho un'esperienza 3 decenni nell'Arma dei Carabinieri. Mi sono occupato pochissimo di reati inerenti agli stupefacenti e poi sono stato affascinato invece dal reati contro il patrimonio, quindi abbiamo i furti e le rapine e i reati contro la persona, e parliamo degli omicidi e delle violenze. Ora, che cosa succede? Quando mi richiamo un attimo a quello che ho detto prima, quando abbiamo una serialità e abbiamo individuato la mano, la matrice, la firma degli autori, faccio un esempio, una rapina in banca commessa con il cappello arancione, 2 sono possibilità: o li catturiamo nell'immediatezza e abbiamo questo riscontro del cappello arancione, oppure li catturiamo nel loro letto, diciamo, nel loro ambito, non necessariamente nel momento del delitto, perché abbiamo raccolto quegli elementi di reità che li fanno ritenere colpevoli. Ora, non è una prova del 9, però se quelle rapine non avvengono più, noi abbiamo una buona possibilità, cioè una buona percentuale che abbiamo colto nel segno, cioè abbiamo interrotto la sequenza. Ora, con il mostro di Udine la sequenza è stata interrotta nel momento in cui abbiamo attenzionato il chirurgo. È vero che il chirurgo racchiude tutte quelle caratteristiche per essere un sociopatico, cioè è la carta d'identità del serial killer, ma noi non abbiamo trovato la prova della sua colpevolezza. I delitti oggi sono archiviati adesso vi darò anche uno scoop, cioè che cosa succede?
Quando muore il reo, il delitto, cioè il reato si estingue, non è più perseguibile il reato. Quindi se io chiudo un fascicolo con l'attribuzione del reato a un soggetto, io non potrò più fare quegli accertamenti e mi richiamo a quegli elementi che sono stati riscontrati nel corso delle riprese televisive del mostro di Udine. Quindi si è impossibilitati a procedere agli accertamenti perché il reo, il presunto reo è defunto e quindi il delitto è estinto, il reato è estinto. Questo è un po' l'ordinamento giuridico attuale. Io mi sento sereno da un punto di vista, potevamo fare certamente di più, potevamo fare molto se avessimo avuto gli strumenti odierni. Mi sento di aver contribuito all'interruzione di quei delitti. Fortunatamente Udine non ha più avuto quel tipo di delitti, di quella matrice con quell'accanimento sui corpi di queste povere donne. E non mi sento nemmeno di dire che siano state trattate come donne di serie B. È la loro vita che non permetteva di avere non c'è una vita pubblica, non c'è uno spostamento, c'è solamente l'occupazione di un suolo pubblico per sopravvivere. Quindi sono delle sconosciute, sono dei puntini nella notte, no? Se andate a vedere. C'è un po' di rammarico, ma sono storie che alla gente non interessa, non importa, fanno un po' di clamore all'inizio, ma poi se ci pensate non fa parte, no, della società. Sono un punto, una scenografia di ogni una coreografia di ogni città, ma sono delle sconosciute, le storie si conoscono un po' quando poi la loro vita non c'è più. Spero di essere stato utile, buon lavoro. Grazie. Podcast realizzato dalle Fadis Neris. Scritto da Beatrice Del Zotto. Montaggio a cura di Asia Zano ed Elena Spagnolo. Regia di Asia Zano ed Elena Spagnolo. Introduzione musicale a cura di Sara Santoro. Un ringraziamento a Dario De Santis e Alexander Edward, in coproduzione con il Digital Storytelling Lab, Università degli Studi di Udine.